Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Buonasera amici di Scratch e benvenuti in questa puntata veramente frizzante con tanti ospiti. Oggi apro io perché visto lo scherzo che mi hanno fatto la settimana scorsa era il minimo, vero Argesi? Cosa c'è? Lo scherzo della settimana scorsa. Perché mi presenti tu? Presento io La perché mia trasmissione presenti tu? mi hai fatto uno scherzo terrificante. Cosa ho fatto? Ho fatto una figura di picchio. Ma cosa Ok, dici? con i miei fuori onda, vai. Ma che è fuori onda? Presenta gli È per ospiti. farti capire che noi ci teniamo anche che la gente sappia che qualche volta sbagli. Perché non è possibile che tutti quanti, perché l'Ilenia fa la cronaca senza gli elenchi iscritti di conosciuti a memoria. Soltanto tu essere bravo, anche io nel mio piccolo. Anche io comincio ad avere dell'imbarazzo. Per fortuna che mi hai portato un certo Enrico Franzoi, se no... Eccolo qua. Enrico, come si fa? Io non la sopporto più. Lo sai che la odiano tutti, dicono. No, perché Ma brava. così io chiedo le voci del popolo, siete voi dentro la carovana, mica io. No, è una brava ragazza. È una brava ragazza, Grazie, gli vogliono bene l'ho tutti. pagato prima, Ah sì? Sì. Tranne che me, perché guarda però Sabina è brava. Che Sabina? No, scusami. Ilenia. Sabina, Ilenia e Stefania. Ma sai, mi viene la Mike Bongiorniti a me. Mi pare, È con gli vero, anni stiamo con un gli po' anni. degenerando, Intanto io ringrazio anche il signor Edoardo Sandri, sai perché ti ringrazio? Perché tu quando vai in bicicletta mi saluti pure. Dove trovi il tempo? Diciamo che E per per buona compensare un po' diciamo, le prestazioni così mi permetto anche di Ti sta salutare piacendo gli amici questo? come te. Ti sta piacendo questo ciclocross? Sì, veramente un bel ambiente, sono veramente contento appunto di essere anche all'interno di questo trofeo Triveneto dove appunto ci sono tanti amici, tanti collaboratori. Parleremo tanti- di domenica che vi vedrà sugli scudi. Intanto io ringrazio anche Silvio Boscato Soppetto. Ti chiedo, perché sai, io sono anche piemontese. A proposito, devo farti gli auguri, devo farti un saluto su Facebook e su Twitter e sui messaggi. C'è un torinese, Flavio, bisogna ringraziarlo perché mi sta facendo diventare matto che sei brava. che Grazie, sei Flavio. No, io non lo so, deve essere, non so chi è, deve essere però ceccato. grazie. È uno che ha perso la testa per te, dice che sei bravissimo. ma sono già sposata, mi dispiace. Però ho detto complimenti, insomma, grazie. da Torino. Allora, Soppetto è un nome piemontese anche questo, dalle origini, vero? Nonno di origini piemontesi di Torino. Ah, che bella la mia Torino, perché io sono cittadino italiano, cioè a me, come vengono a dire, l'Italia per me è unica ed è bella tutta, cioè dalla Sicilia, Puglia, arrivare fino a Bolzano. La adoro tutta, però anche Torino sono nato, per cui quando sento questi cognomi mi sento un po' a casa. Grazie per essere con noi. Grazie. Prima dicevi che ti piace anche a te il ciclocross, rispetto anche alla strada, al mountain bike, che è un po' un carrozzone più largo. Il ciclocross si... No, sì, è un carrozzone un po' più piccolo, ma più che altro cioè, si vede proprio l'amicizia, la voglia di stare insieme, la voglia di fare un sport sano, bello, che è più che altro aggregazione. Cioè, c'è la gara, sì, l'aspetto agonistico, Certo. per forza alla fine siamo tutti atleti, eccetera. Però il bello è proprio questo spirito di amicizia. Enrico, che tu si fai vede uno che... e l'altro. Ci azzecca sta cosa qua, è vera? Sì, è vero, l'ambiente del ciclocross è sempre stato un È più ambiente rurale, familiare sì. e il bello di questa disciplina è proprio questo, che comunque l'amicizia viene prima di tutto. Anche il fair play, io vedo che ci sono momenti anche in cui un avversario perde per la rottura di un cambio a 5 metri dall'arrivo, l'altro ne abbiamo documenti a bizzeffe. Un esempio mi è successo ieri a me, ma sono incidenti che capitano e per cui li accetti. Tu hai una fan incredibile, tua moglie diventa pazza, È la prima tifosa in assoluto. sfegatata. Per fortuna che ho lei, che comunque ci sono momenti felici, ma ci sono tanti momenti non proprio felici, un po' più duri, insomma, e lì si vede Beh, io ti conosco dalla l'importanza. vita e ti auguro sempre tutto il meglio. A te ti capita la tua moglie, a me capita di Alenia. Che sfiga, oh. Noi ci scherziamo un po', però è vero, a me mi capita da lei. Un giorno giocavo a poker e abbiamo fatto un chip, e sapete col chip vinci quello che hai, e a me mi capita Sono da andata io lei. in scatolata. Però sei bravissima, dai Lenia. va bene. Allora, siamo stati a...
Siamo stati a Salvatoronda di Godega di Sant'Urbano e Bel posto. un bel posto, un bella Cioè, giornata. bel posto, il tracciato, non ho Sì, visto una la bella città. giornata di sole e quindi andiamo a vedere gli esordienti, gli allievi, donne e uomini. Via la clip. Covre alla partenza, se non parte fateci un fischio. Immagini di Salvatoronda, Godega di Sant'Urbano, si ritorna in Veneto, campionato regionale con la categoria esordienti maschi e femmine. Qua mi sento un po' il sapore del nord Europa, tantissima gente, lo vedremo, e soprattutto un complimento va agli organizzatori perché sanno esattamente, hanno quella magia, hanno quella capacità di saper interpretare il ciclocross, e d'altronde loro hanno una passione che oramai è veramente decennale. Beh, Salvatoronda è una gara storica del calendario triveneto e con un percorso che è interamente rurale dentro appunto i campi di pannocchie che sono tipici di questa zona, dentro i vigneti che sono tipici di questa zona e che metteranno proprio a dura prova questi atleti. Abbiamo visto intanto Dalla Valle, Toccoli, Fontana e Carpene che prendono la testa della corsa per quanto riguarda gli esordienti al secondo anno uomini. E ripeto, sarà veramente una gara molto dura perché c'è questo fango, ha piovuto nei giorni precedenti alla gara e quindi adesso si sta asciugando, ma è più un pongo. Pauletto nel frattempo con Botton e Toffanin sono le prime donne esordienti. Mi viene in mente questo fango che è abbastanza denso, coloro che vanno con le biciclette mountain bike insomma dovrebbero fare una fatica immensa perché la bicicletta pesa molto. Beh, sicuramente in questi percorsi dove poi tra l'altro c'erano anche delle tavole da saltare, sicuramente chi aveva la mountain bike non era molto avvantaggiato rispetto a magari un percorso come quello di Bolzano che era interamente da fare in bicicletta. Qui sicuramente si faceva prima fare anche alcuni fossetti, si faceva prima farli a piedi che non appunto in bici. Adesso questi si facevano in bici, però ce n'erano degli altri. Intanto vediamo Sergiano che venivano fatti a piedi, venivano fatti molto meglio a piedi. Ecco, è un po' un pongo, io lo chiamo pongo perché in effetti è proprio come il pongo, è un fango strano che si appiccica alle ruote e che insomma ci vuole forza, ci vuole agilità per uscire indenni da questi campi. Io rispetto a 10-12 anni fa quando commentavo i primi ciclocross, i ragazzi esordienti, ma anche gli allievi, non avevano quella prestanza fisica da poter passare gli ostacoli in bicicletta, scendevano molto di bicicletta. Qua invece li vediamo abbastanza belli forti. Beh, sicuramente molti di loro arrivano dalla mountain bike, quindi hanno anche una dimestichezza del mezzo che è veramente notevole. Nel frattempo la Pauletto sta cercando di staccare la Toffanin e la Botton, la vediamo lì con la maglia di leader davanti. E ripeto, hanno una dimestichezza diversa, imparano e quindi anche dai grandi, perché poi il ciclocross, il bello del cross è questo, corrono adesso a mezzogiorno, corrono gli esordienti, li stiamo guardando, 2 ore dopo corrono i professionisti, quindi imparano da questi ragazzi, guardano, rubano un po' i trucchi del mestiere, ecco. Un complimento a Sergiano, intanto un complimento anche a questo piccoletto, nominalo perché è bravissimo, ma volevo dire un complimento a Sergiano. Michele Padovan. Ecco, Michele, e soprattutto Sergiano che ha avuto un problema la settimana scorsa e ha corso con una caviglia veramente in disordine. Facciamo in bocca al lupo in pronta guarigione. Nel frattempo Carpene e il piccoletto Filippo Fontana che non si fa veramente, non ha remore e anzi è lì davanti ad attaccare, hanno staccato Zaccaria Toccoli che è apparso un po' in difficoltà in questo tipo di percorso, lui che è prettamente un biker magari va meglio in altre situazioni. Tommaso Dalla Valle non molla, è lì a inseguire in quarta posizione e via via segue anche Cover e tutti gli altri. Un bel ciclocross abbiamo detto. Salvatoronda abbiamo detto, sono molto più avanzati tecnicamente, anche per loro ce l'hanno, tanto vediamo un impallamento della telecamera, ma voglio dire, sanno esattamente come gestire il ciclocross. Da qua anche coloro che devono imparare qualcosa potranno trovare degli spunti. Beh, sicuramente tutte le gare servono e anche per guardare un attimo come fare. Diciamo che quest'anno è stato allungato il percorso nella parte finale, una cosa bellina perché dava anche la possibilità con l'asfalto di pulire anche un po' le ruote, quindi non ci sono state delle grandi rotture, delle grandi forature perché appunto c'era la possibilità di pulire dal fango prima di arrivare sotto l'arrivo. Nel frattempo abbiamo visto la Pauletto, la Toffanin con la Botton un po' più indietro, quindi queste sono le donne che andranno a giocarsi, mentre eccolo qua Samuele Carpene che si lancia verso l'arrivo e vince a braccia alzate, quindi bella vittoria e si riconferma leader Carpene.
su Filippo Fontana, mentre vediamo nel frattempo il povero Tommy Dalla Valle che sarà portato all'ospedale. Problema alla clavicola, gli facciamo veramente l'in bocca al lupo. Mi ha chiamato suo papà, tutto a posto. Ok, comunque. secondo Filippo Fontana, terzo eccolo qua Zaccaria Toccoli, seguono Luca Chet, Leonardo Cover, quindi questo è Chet con la mountain bike molto bravo, Leonardo Cover, Ceolin, Ferro, Sergiano, Marchi e Frattin. Attendiamo anche la prima delle donne, andiamo a vedere poi quale sarà questo duello tra la Toffanini, la Pauletto e la Botton, che sono quelle un po' che si stanno giocando questo trofeo Triveneto. Bravo Sergiano, anche Sergiano che ha concluso la prova, bravi tutti questi ragazzi, lo diciamo perché veramente un percorso del genere non è assolutamente facile finire una gara del genere, e aspettiamo appunto anche le donne. Eccola qui la Martina Toffanin che va a vincere, per lei anche campionato regionale, battendo la Denise Pauletto, Marica Botton, Alice Menin, Eva Baldin e Miriana Darui. Comunque brava la Pauletto, ha saputo conservare la maglia, ma soprattutto è stata molto attenta a non esagerare, perché lei è andata col suo passo. E qua vediamo tutto il resto delle gareggianti, delle esordienti. Adesso sicuramente andiamo con le interviste. Fontana, ti sei fatto beffare proprio all'ultimo. Sì, beh, era una gara tanto dura, poi vabbè sono andato, però sono felice così, dai, di più non potevo fare. E tu sei riuscito a spuntarla, è tanto piccolino ma è tutto pepe. Vabbè, forte Fontana, comunque gli sono stato dietro facendo un fatica perché ho forte, bel percorso, faccio complimenti all'organizzazione. E l'ultimo giro sull'asfalto nel sottopasso sono scattato e a dire il vero non credevo di fare la differenza, però infine dai è andata bene, meglio così. Tu combatti per la maglia? Eh sì, sempre. Un bel percorso, il fango l'ha reso molto più duro. Per fortuna si è asciugato un po' e non attaccava le gomme, se no era molto più dura. Una bella vittoria su un terreno di gara pesante, ti avvicini alla maglia. Sì, beh, è stata faticosa perché i primi 2 giri vedevo che non ce la facevo più. Poi ho visto il mio compagno Geremia e Davide Bosco che insomma mi hanno aiutato a recuperare la Denise Pauletto, e dopo l'ho superata e ho dato tutto quello che potevo per arrivare all'arrivo. Sì, è stata una gara molto difficile, non ce la facevo più. Percorso dal fango anche. Sì, ero piena di fango, è stato durissimo. E grazie a Moreno Marchetti per l'informazione, hai detto anche donne tutte. Qua vediamo tutti un Pozzato felice della prima vittoria della scorsa settimana, chissà se non replicherà anche quest'oggi. Giacomo Salvador. Grande, sempre col sorriso sulle labbra, partono gli allievi al primo anno, qua una bella lotta, certo Pozzato ha da allungare rispetto ai, diciamo così, agli assenti bassani, quindi oggi è un'occasione per lui. Allievi al primo anno, tra poco partiranno anche le allieve e andremo a vedere veramente la lotta si fa veramente importante con la categoria allieve. Beh, sicuramente le donne allieve hanno un bel nutrito gruppo, la Camata, la Borghesi, in maglia di leader, la Dalmagro. Facciamo i complimenti anche a Sara Casasola che è sempre più leader del Giro d'Italia, quindi bravissima anche lei, e sicuramente la vedremo già questa settimana a Schio, visto che appunto sono finite le concomitanze. Sono partiti a sprombattuto gli allievi primo e secondo anno, bella questa immagine che dava anche un po' il senso di questa diciamo scalinata artigianale creata all'interno del percorso, magari grande coraggio da parte di Gianni da Santo, io lì dentro non ci sarei mai andato, comunque questo vuol dire il mestiere, Carelini. Beh, sicuramente vengono fuori delle immagini molto belle, e queste sono le classiche scalinate artificiali che troviamo anche in Belgio, che troviamo anche in Svizzera, quindi organizzatori costano veramente poco anche da noleggiare e danno quel senso di ciclocross e anche un po' quello scendere dai pedali che non fa mai male, perché è il ciclocross alla fine. Nel frattempo abbiamo visto Pozzato che già parte davanti e Tabota che dà i suoi consigli ai suoi atleti, quindi Maurizio
sta ascoltando il nostro consiglio, sta venendo alle gare ed è bello vederlo così. E una cosa che voglio dirti, vedi Tabotta, è lì con i suoi atleti, non è che pensa a scaldarsi, a provare, lui è lì. Quando ha finito i suoi atleti lui monta in bici e fa la sua gara tranquillamente. L'abbiamo detto. Quindi veramente Maurizio bravo, continua a venire a questo trofeo. Un piccolo cadeau per lui, perché un lo piccolo merita. cadeau ci vuole, perché come Maurizio Tabotta ce ne sono tanti altri che fanno questo enorme ed importante lavoro per gli atleti. Mi viene in mente Matteo Buso, quella Sportivi del Ponte, poi non me ne vogliono degli altri perché ce ne sono veramente tanti altri. Eccolo qui Andrea Pozzato che ci crede anche oggi. Sta volando. E sta andando molto forte, si vede che rompere il ghiaccio gli ha fatto molto bene. Questo pezzo da saltare con appunto questa trave da saltare, lì davanti andiamo a vedere dietro chi c'è, perché poi dietro adesso c'è un gruppo con Costantino Cesca, da Canal, Zana che è degli allievi al primo anno, e anche qua ricordiamoci ci si gioca il campionato veneto sia per gli allievi al primo anno che per gli allievi al secondo anno. Io ho visto con piacere Zana, era un po' che non lo vedevamo. Zana e anche adesso... Cesca. Anche Cesca, Zana sta, diciamo, la stagione sta andando avanti ed è importante poi andare forte quando serve, quindi adesso cominciano i mesi clou e bello vedere questi ragazzini lì davanti. E detto questo, anche il nostro Moreno Marchetti, che oggi magari è un po' Oggi più fa fatica, difficoltà, dai. perché comunque anche dal punto di vista fisiologico dell'atleta, del corpo dell'atleta, ci sono dei percorsi che vanno bene per i potenti, dei percorsi che vanno un po' meno bene, insomma, quindi poi il primo fango... Vogliamo dire qua un ragazzo che pesa sui 55-60 kg, ha un peso, sì, ma parliamo di questi qua che pesano anche meno, però più peso hai più sprofondi, non c'è niente da quello fare. Sicuramente. Nel frattempo bellissima gara anche della Ludovica Camata che cerca di rompere subito gli indugi, dietro di lei c'è un gruppo con la Marchetti e la Betz, un po' più indietro vediamo la Borghesi con la Dalmagro, e quindi dovranno inseguire oggi perché anche qui ricordiamo c'è la lotta fra Camata e Dalmagro per il campionato veneto, mentre Andrea Pozzato sempre più davanti, ricordiamo anche per lui c'è la maglia di campionato veneto, quindi per questi ragazzi sono le maglie più importanti della stagione assieme al campionato italiano, e quindi bravo. Dietro c'è un Cesca Mai Domo che è lì davanti, c'è Zana, c'è Da Canal, c'è Azzalini, c'è Rigo, Pietro Bon, insomma sono questi i primi che si stanno giocando la classifica generale. E do un consiglio non dagli juniores in su, ma a questa età qua una maglia veneta è un titolo comunque importante, ufficiale, te lo porti per tutta la vita. Nel frattempo salutiamo Cristian Tonetto, che lui insomma insostituibile, è il vice di Salvador dappertutto, mentre vediamo in questo momento Andrea Pozzato e per lui seconda vittoria, ragazzi, in 2 domeniche 2 vittorie, se non c'è 2 senza 3 vediamo se siamo premonitori dei prossimi successi. Bravissimo anche Costantino Cesca che si rivede nelle posizioni alte di classifica, bravo Costantino, anche per lui un ottimo secondo posto, terzo sarà Alex Da Canal, e eccolo qui Filippo Zana che va a vincere tra gli allievi al primo anno e per lui anche la maglia di campione regionale veneto per questa categoria. Seguono Azzalini, Rigo, Pietro Bon, Menichetti e Micheletto assieme a De Valier che sarà il 10° assoluto, e nel frattempo andiamo ad aspettare quella che sarà, Nicola, la lotta fra le donne allieve. E voglio dire, sono contento di aver visto Paolo Garniga, sono contento di aver visto Igino Micheletto, fanno piacere queste persone, l'abbiamo detto tante volte, vuol dire molto. E vediamo Ludovica Camata che riesce a primeggiare anche oggi, bella vittoria la sua e maglia di campionessa veneta. Seconda Letizia Borghesi, sempre più leader di questo trofeo Triveneto. Al terzo posto un po' giù Alessia Dalmagro. Tanto giù. Dai Alessia, ti rifarai, ho letto anche su Facebook, le giornate no, ci sono. Andiamo poi con la Marchetti che è al quarto posto, Giulia Betz al quinto, quindi Bolzan, Bondavalli, Tovo e Gardenghi. Prima vittoria la scorsa settimana, oggi invece replichi e la maglia. Ho preso gusto adesso, il percorso mi piaceva fin da subito e sono riuscito a fare il vuoto dal primo giro, poi ho voluto continuare a guadagnare anche in vista delle prossime gare. Bel percorso? Certo, bellissimo percorso, molto favorevole per la mountain bike visto che ho corso con la mountain bike, però dura anche per il ciclocross. Cesca, insomma, stai crescendo anche tu? Beh sì, come esordio di stagione sono molto soddisfatto, vediamo che Pega prende il resto del trofeo. Ma sì dai, oggi è andata molto bene, domenica sono andato al Giro d'Italia, oggi c'era il Giro d'Italia però ho preferito venire qua al regionale e l'ho vinto, va bene così.
Terza posizione? Sì, pensavo molto meglio perché anche visto la scorsa settimana che ho vinto pensavo almeno di fare un secondo posto. Invece per te la maglia? Sì, sono molto contento, era da molto che l'aspettavo e è andata bene. Un po' sconsolata oggi? Sì, sono scivolata mentre ero insieme a lei e ho perso la gara. Ma non dovevo chiamarlo. È andata così. Ci si tiene tanto però a questo trofeo, vero? Sì, abbastanza, ero venuta qua invece che andare al giro, pensavo di far meglio, però vabbè. Insomma, una terza posizione di tutto prestigio. Seconda posizione però conservi la maglia. Sì dai, conservo la maglia, sono molto contenta perché ho fatto una corsa in recupero, anche se il penultimo giro sono scivolata sull'asfalto. La vittoria non è neanche ancora arrivata, però dai, speriamo. Invece per te la vittoria è arrivata e voglio dire, tu sei una ciclocrossista. Sì, sono molto contenta e ci tenevo molto a vincere oggi. Abbiamo visto gli esordienti, gli allievi impegnati in questo percorso Nicola Salvatoronda, hanno corso anche i giovanissimi, tra l'altro tutte le categorie, quindi veramente Dai un plauso. G3 in su, quindi esatto, un plauso agli organizzatori, e visto che abbiamo Enrico che è anche un papà, quando comincia il tuo bimbo a correre? Ma io direi il più tardi possibile. Ma ti fa delle domande, perché poi i bambini recepiscono, cioè riescono a capire il lavoro che fai, eccetera. Ma lui lo vede tutto come un gioco, adesso lui quando mi vede che torno dalle corse fa il bambino più felice del mondo. Immagino. Però sinceramente sì, lo porto via in bici, sa andare via in bici bene, però prima di fargli fare sport agonistico... Tu hai fatto una scelta coraggiosa a suo tempo e tu hai deciso di fare ciclocross, vabbè, mountain bike anche, però il ciclocross come, diciamo, come l'alternativa a tutto. Cioè lì hai detto no, voglio fare quello perché là credo anche in un futuro. Settimana scorsa il diritto al lavoro. No? Tanti hanno fatto un errore, secondo il mio avviso, non devi dirlo tu, che erano dei fenomeni anche sul ciclocross, hanno deviato per altri tipi di attività sempre inerenti al ciclismo. Ma infatti io mi ritengo fortunato comunque, perché comunque è una disciplina che... Che consiglio vuoi dare a questi? Cioè io per dire avrei già smesso se fosse solo corridore da strada, perché volente o nolente avrei già smesso da un bel po'. Per cui io sinceramente sono stato fortunato ma anche costante nel portare avanti la mia disciplina e comunque adesso vivo tranquillamente. E la fortuna degli appassionati, un po' come la Ilenia che lei svolge il suo lavoro adesso bando con gli scherzi, con passione e professionalità. Ma io volevo fare una domanda a Enrico, perché che consiglio appunto puoi dare a quei ragazzi che si trovano magari dagli junior agli under 23 che devono gioco forza scegliere, oppure ti faccio anche un'altra domanda, tu hai avuto nei tuoi anni da professionista dei momenti dove ti sei dovuto imporre, magari tutti dicevano no vai a far strada e tu hai detto no voglio continuare a fare il cross. Ma il problema principale è che il professionismo su strada non è un ambiente un po' non sempre felice. Si vede tante cose belle per TV, però non è proprio l'ambiente... carico di stress, ti carica. Sì. Sinceramente non so se lo consiglierei a mio figlio. Quello sicuro. Ma guarda, mi fai riflettere su questa cosa qua, perché tanti professionisti dicono mi piacerebbe fare il passo, il pordoi tranquillamente, poi mangiarmi una pasta e fagioli. Io il passo pordoi lo faccio anche da solo insieme a qualche amico. Certo, non ho nessun problema. senza stress. Sì, no.
non ho questa smania. Sì, sono stato un po' deluso dall'ambiente professionistico, quello sì, però sono allo stesso tempo comunque molto felice di come sta andando la mia disciplina. Ma lei mi faceva una domanda molto, molto chiara, netta, nel senso ci sono i ragazzi junior o anche under 23 che non sanno che strada prendere e forse nel loro cuore sentirebbero la necessità di affrontare la loro carriera nel ciclocross. Cosa devono fare? Devono battagliare di più degli altri piuttosto che andare a fare un anonimato? Ma soprattutto secondo me il ciclocross è una disciplina autodidatta, cioè innanzitutto secondo me bisogna cercare di imparare a gestirsi da soli. Ho imparato piano piano con gli anni, viaggiare, gestirsi bene col proprio lavoro, perché dopo diventa proprio un lavoro. Certo. E sei un imprenditore di te stesso, a differenza del corridore su strada che è praticamente un dipendente e basta. E si trova tutto pronto sempre. Sì. E quella è l'unica differenza. Dopo ovviamente il mondo è più ristretto, per cui la selezione è più ampia, per cui per andare avanti ci vogliono anche un po' i requisiti, però se li ha comunque uno si impara molto di più che a fare il corridore da strada solamente. Ti danno la scelta, puoi scegliere, vero? Puoi scegliere, sì. Credo che questo sia lo scoop, scusami, di questa trasmissione, perché guarda che ci va non coraggio, ci va sensibilità, ci va soltanto voglia di comunicare nella maniera giusta. Esatto, no? Che è quello che diciamo poi nelle ultime puntate. Bene, voi avete sentito, insomma, avere Franzoi per me, che sono un povero pirla, avere Franzoi equivale intanto a un campione del mondo, intanto equivale a una persona che mantiene la sua famiglia in maniera onorabile, no? Poi dopo è uno che fa suonare l'inno nazionale, è imprenditore di se stesso, paga le tasse, è giusto che vada a fare quello che lui desidera e quindi dovremmo esportare questo nel nostro trofeo Triveneto. Sbaglio o dico una stupidaggine? Hai ragione, sono perfettamente d'accordo, ma lui lo vedo proprio come una bella persona che sta proprio proponendo dei bei ideali e può essere anche di esempio per molti giovani come tu stesso gli stavi dicendo prima. Beh, lui è bella la sua famiglia, sua moglie, io ricordavo sempre, mi spiace, lo devo sempre ricordare Flavio, perché era un personaggio unico il papà di Elena e ricordavo che lui aveva dei valori che erano condizio sine qua non, o così o niente. Secondo me, io spesso... Ci si trova. Sì, ho scritto di Enrico e mi ricordo ancora quell'articolo che ho fatto proprio sulla loro famiglia. Rispecchia l'idea che ho io della famiglia di ciclocross, che io ho questa idea della famiglia Paccagnella, di queste famiglie che sono cresciute in mezzo al fango, in uno sport che è più povero, ma forse solo di soldi, perché poi alla fine di ideali è il più ricco che c'è nel mondo del ciclismo. E poi ci vengono a rompere le palle, si parla di famiglia, tra poco se non ne parliamo più, non è che siamo retorici noi, saranno retorici quelli che poi parleranno della famiglia di una volta che non c'è più. Cioè alla fine bisogna anche cercare di parlare dei valori della famiglia, perché senza la tua famiglia credo che tu non saresti Enrico Franzoi. No, infatti prima di tutto c'è la famiglia, dopo viene tutto il resto. Adesso andiamo a vedere con l'altra gara? Sì, andiamo a vedere gli juniores, donne tutte, amatori fascia 2, via la clip. E poi lo dici anche, scommetto. Cosa? Che non ci voglio fare niente. No. Cioè tu ti pare che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera io. Vabbè, a me cosa mi dicono? Di tutti i colori. No, beh, tu lavori però, tu almeno dici, dalle 8 del mattino sono a lavorare, poi faccio sì, ma tanto 650 km di bicicletta. Io se scrivo ho fatto 650 km di bicicletta. No, oggi io vado a lavorare in bicicletta, quello è il mio allenamento del lunedì, sì. Alle 7. Io invece in Volvo Poi mi cambio perché noi fortunatamente abbiamo il bagno anche per lavarci, se no sarebbe terrificante. No, il bagno io non ce l'ho qua. Andiamo avanti. Dai. Andiamo? Benissimo, adesso siamo con la gara dedicata a junior, donne tutte e fascia 2. Tanto per dire... mi è dispiaciuto dal mago se l'è presa per una giornata no, ma quante me ne capitano a me di no? Vabbè, a me capitano sempre, sono talmente altalenante. La vita è fatta così, è un po' di alti e di bassi, capita la giornata brutta, va bene, non ne facciamo un dramma, sono sicurissimo che settimana prossima sarà in strepitosa forma e sarà soleggiante come oggi, guarda, un caldo boio non è novembre. Beh, una bellissima giornata di sole anche per questa abbronzato. Partenza e anche tanti numeri, fatemelo dire, anche oggi i numeri sono dalla nostra parte, un trofeo che sta crescendo molto bene nonostante le concomitanze, 20 donne, quindi 20 donne al via con Francesca Cauzza che rientra e sceglie Orsago per rientrare
a fare il ciclocross dopo una stagione su strada veramente fenomenale con la maglia al Giro d'Italia. L'aveva detto, L'aveva detto, però non ce l'aspettavamo sinceramente ad Orsago, quindi bella vederla lì davanti. Nel frattempo sono partiti tutte le categorie con gli juniores, che sarà sfida anche lì fra Bondavalli, Zanella, Montagnier, bei nomi. Li vediamo subito Bondavalli che sta cercando di staccare Zanella, l'abbiamo detto fin dalle prime uscite di questo trofeo, sarà una guerra aperta fra questa squadra perché è bella anche questa striscia di asfalto, da delle insomma velocità impressionanti. Velocità impressionanti, poi bisognava anche saper curvare bene per entrare nel ghiaino. Nel frattempo abbiamo visto la Giulia Dal Pozzo con Deborah Soligo, Selva, Oberparleiter, che sono le prime che guidano in questo gruppetto. Più staccata la vediamo la Cauz con la Micheletto e la Beggina, mentre questo ci sono anch'io, che sono un po' tutta, però sono lì. E abbiamo visto invece Zoppa, Sperini dal Grande, sono un po' i primi della fascia a 2, mentre Nadir Coledani si sta scaldando per la gara successiva. Andremo a vedere Bondavalli, eccolo qua, è già davanti, quindi occhio perché questo ragazzo sta crescendo gara dopo gara. Bravo Alex, dietro un Zanella che è un funambolo, perché complimenti, perché tavole così alte sono in tanti che riescono a saltarle. Poi vediamo anche Montagnier e via via tutti gli altri, quindi è veramente una gara diciamo molto combattuta. Zoppas ha preso il volo. Ha preso il volo, però la novità è che in questo momento Perini lo vediamo un po'. C'era una ragazza antipatica che diceva ricordatevi che tra i due litiganti il terzo gode, potrebbe godere. Potrebbe godere perché Perini lì davanti, mentre Anna Oberparleiter oggi cerca, dopo la vittoria di Lives, di prendere punti preziosi per questo trofeo Triveneto. Vediamo la Dal Pozzo, quindi la Cauz e la Selva, che sono le prime 4 in questo momento. Via via poi tutti gli altri master che oggi, ricordiamo, sono qui in gara anche per il campionato Veneto. Viene assegnato il campionato in base a tutte le categorie. Bondavalli sempre più leader, sempre più davanti, e sarà una bella lotta anche tra gli junior, soprattutto per la classifica generale. Giro dopo giro io so che tu stai mangiando parecchio terreno, nel senso che stai recuperando molto. Esatto, sì, sono partita malino perché ho trovato un po' di gente lenta davanti, ho fatto un giro un po' dormendo. È un po' come la Formula 1, il traffico comunque c'è, i doppiaggi portano via tempo. Purtroppo sì, però poi vedremo che riuscirò a recuperare tante posizioni, quindi anch'io sto crescendo, sono molto contenta. Poi sono dell'idea, Nicola, che quando ci si diverte in un percorso poi si rende sempre al meglio. Io mi sono veramente molto divertita. Flavio Zoppas lì davanti, ormai insomma fa gara a sé anche oggi. Io mi speravo in qualche volata con gli altri, ma vediamo Perini che sta staccando anche Beppe Dal Grande, quindi occhio perché Perini veramente sta crescendo anche lui e sta andando molto bene. Beh, mi veniva in mente una cosa, no? La Oberparleiter ha bisogno di una certa Ilenia Lazzaro oggi, perché se arriva prima e la Dal Pozzo non arriva tra le prime 6, rischia di prendere la maglia. Attenzione perché guarda che noi in Carraro studiamo tutto, quindi non è un caso certe cose. Vediamo infatti poi tutti gli altri. Adesso qui Chiara Selva che in questo momento è la seconda assoluta con Anna Oberparleiter che è lì davanti. A me piace molto sta ragazza, è diligente. È molto diligente, oggi sta facendo veramente un'ottima gara perché lì davanti è partita bene, sta restando davanti. Francesca Cauz sta recuperando posizioni su posizioni, però anche lei è partita un po' male nel primo giro, quindi sarà difficile per lei, anche perché ricordiamoci che Anna Oberparleiter è la campionessa italiana dell'Eliminator, quindi ha battuto anche la Lechner, non è l'ultima arrivata. Che immagine, Gianni. Il treno che passa con i vigneti, insomma la ruralità di questo nord-est, mentre Bondavalli sempre più leader e sempre lì davanti. Guarda, posso dirti una cosa, il treno, la bicicletta, la ruralità mi fa tornare indietro di 50 anni, quando, credetemi, le cose andavano anche peggio di oggi, perché per carità c'erano tanti problemi, ma lo spostamento, il viaggio e la compagnia, la condivisione aveva un sapore del tutto diverso da oggi. Sicuramente. Comunque dietro a Bondavalli abbiamo visto Montagnier, Zanella, Dalpiva e Buttò e Molinari, che sono poi i primi che andranno poi a sì, tu devi smettere di dirmi sicuramente quando non vuoi dirmi che sono un pirla, dai. Perché voglio fare la cronaca, perché alla gente gli piace vedere la gente e capire chi c'è davanti. Abbiamo visto Flavio Zoppa, Sperini che ha staccato Dal Grande, questo è Renzo Valentini, anche lui veramente
veramente una grandissima rimonta perché era dietro con me e poi è arrivato davanti. Anna Oberparleiter, eccola lì davanti è lei, non sono io, quindi chiamatela Anna, poveretta, basta guardare le scarpe e la bicicletta che sono diverse. Francesca Cauz che è seconda in questo momento. Sta recuperando la grande. E in questo momento abbiamo Deborah Soligo che è in terza posizione, attenzione tallonata però da Chiara Selva e dalla Sofia Beggin, quindi siamo tutte lì che stiamo recuperando, mentre eccola qui la notizia, una Giulia Dal Pozzo un po' pesante nelle ultime tornate, sofferente, con la Giovanna Micheletto e io subito dietro che ho recuperato veramente tanto. Stai cercando di recuperare più posizioni possibili, anche perché ci sta per aiutare la tua compagna di squadra. Sicuramente i punti sono fondamentali in questo trofeo Triveneto, quindi anche noi facciamo i nostri conti e alla fine diciamo che l'ultimo giro l'ho tirato alla morte per cercare di prendere più punti possibili e permettere all'Anna di avere un po' di margine per questa classifica. Uno Zanella di difficoltà. Sono i primi fanghi e Bondavalli in effetti sta crescendo molto molto bene. Non sembra in difficoltà Flavio Zoppas che veramente sta andando come una moto, bravo Flavio, e anche Anna oggi ha trovato giornata, è andata un po' più piano secondo me rispetto all'Ives, però è andata molto molto bene comunque. Francesca Cauz sta recuperando tantissimo, però gioco forza in questo pezzo non si riesce, vedi, a sorpassare perché la canalina ti porta a destra. Chiara Selva ha staccato ancora una volta Deborah Soligo che non molla perché vuole questo podio, non riesce. Io sono lì che sto recuperando, quindi eccomi lì a tutta. Sto pensando, anche queste ragazze se la vedono insieme alla Cauz, che ha fatto un mondiale strepitoso, un po' come dire nei professionisti, negli Open, avere una punta di serie, un nazionale che gareggia è un'emozione. È un'emozione, poi dà anche uno stimolo in più e sicuramente io aspettiamo anche le altre ragazze, però lo sappiamo, l'anno scorso abbiamo avuto Susanna Zorzi ad Asiago, posso dire di aver battuto la campionessa europea su strada. Hai detto però poco. Purtroppo si sa, la stagione è sempre molto piena, quindi difficilmente vedremo molte stradiste fare ciclocross. Ci accontentiamo della Franci che porta in alto il nome dell'Italia, sono sicura che crescerà molto molto bene. Detto questo vediamo la Anna che è sempre al comando, quindi nella fascia femminile siamo proprio alle ultime tornate e io sono lì che cerco in tutte le maniere di andarmi a riprendere là dal pozzo per tirare su anche un po' di punti anche per me. Mentre Bondavalli, eccolo lì, lo vediamo che è addirittura d'arrivo, quindi Alex Bondavalli se la merita tutta questa vittoria, praticamente in casa della sua squadra perché il prossimo anno il Bianchin andrà con il Veloce Club Orsago. Poi Luca Montagnier è secondo. E si strappa, non fatele quelle cose. E non fatele quelle cose. Marco Zanella, eccolo qui terzo. Lorenzo Dalpiva lo vediamo arrivare, sarà il quarto. Quindi Flavio Zoppas, eccolo qua, sempre più leader. Chi gliela toglie questa maglia? Flavio? Io di notte. Questa è la domanda. Flavio Zoppas, sempre più leader di questo trofeo Triveneto di ciclocross. Andiamo a vedere poi Paolo Perini, ottimo secondo oggi, quindi occhio perché dietro si stanno facendo la guerra. Terzo sarà Giuseppe Dal Grande, lo vediamo assieme agli junior arrivare degli altri doppiacci. Cioè ragazzi, questi hanno 50 anni, vanno come gli però junior. Vanno veramente forte come gli junior. Valentini poi sarà quarto, Vito Petrucco sarà il quinto. Mi chiedono Valentini, il papà della Elena? No, non è il papà della neanche Elena. Parente. Non penso non siano neanche parenti, tra Incredibile. l'altro uno è trentino e l'altro è. Eccola qui, Anna Oberparleiter che riesce a staccare una Francesca Cauz che è rientrata proprio nell'ultima tornata, quindi seconda sarà Francesca Cauz. Andiamo ad attendere. Cavallo di razza, Esatto, andiamo ad attendere la terza che è Chiara Selva che sarà anche la prima delle master, quindi bravissima Chiara. Deborah Soligo è quarta, quindi Sofia Beggin è quinta, quindi la sottoscritta è la stessa assoluta, Giovanna Micheletto settima e Giulia Dal Pozzo che la vediamo arrivare sarà l'ottava e perderà la maglia di leader delle Open ma terrà quella delle junior. Però voglio dire, a classifica perde la maglia, voglio dire. A classifica assoluta, esatto, perde in questo momento la maglia nei confronti di Anna Aspettiamo la Paoletta Maniago perché tra poco arriva anche lei perché comunque è posizionata. È la nona assoluta, brava Paola, seconda delle master. E quindi adesso le interviste di rito. Sì, oggi è andata molto bene la gara, sono partito subito dal primo giro in testa e man mano ho sempre guadagnato un po' di vantaggio. Beppe, oggi durissima, però dobbiamo anche ammettere che tu hai qualche anno in più. Sì, ho qualche anno in più, poi questi percorsi non è che mi piacciono tantissimo quando c'è quel fango che lega e sono un po' pesante rispetto a loro. Comunque non sono arrivato tanto lontano, quindi vuol dire che la gamba c'è, insomma. Perini, tu ci sei sempre più da vicino e poi dopo la notizia è che arrivate prima davanti da tanti junior. Oggi è stato un percorso molto duro,
E devo ringraziare Bruno Falcomattà e mio fratello che mi seguono e mi danno il supporto. Grazie. Flavio, dicevo, arrivate prima di tanti junior. Sì, vabbè, ma noi abbiamo più anni, no? Più forza? Dico, no. Diciamo che questi qua sono miei percorsi dove il terreno che lega io riesco a stare sopra con la mia leggerezza. Ma tu mi devi dire quali non sono i tuoi percorsi. Ogni volta mi dici questi sono i miei percorsi, o te li fanno su misura. Vabbè, si vede che il cross è adatto a me, no? Terza classificata, insomma, la costanza. Oggi è andata bene, stavo bene con queste due fortissime campionesse. Sono contenta. Insomma, dopo la crociera hai fatto una gara strepitosa. Sì, oggi è andata abbastanza bene, dai, non sono partita fortissimo e questa è la mia prima gara e niente, adesso cerchiamo di migliorare sempre di più. E per quanto riguarda questa maglia, forse un piccolo ringraziamento a Ilenia Lazzaro devi farlo. Dici di sì? E perché insomma è arrivata davanti alla Dal Pozzo. Sì, è vero, è andata fortissima anche la Lenia oggi. Sei contenta? Ma io sì, oggi ho sofferto un po' la partenza e poi però sono riuscita a vincere. Abbiamo visto gli junior, le donne, tutte e gli amatori fascia 2, sempre questa sfida con Zoppa, Sperini dal grande, però parliamo di schio, Nicola. Sì. È inutile che mi fai i beffeggiamenti da Non è dietro che vero, ti vedo. non è vero. Parliamo di schio, dai. Beh, intanto io a schio vorrei chiedere se mettono le frecce fuori dall'autostrada. Se uno viene comodamente in autostrada, è vero che arriva da Bologna, da Torino, che ne so, può essere. Se all'uscita della Valdastico a Tiene si prende per schio, già a 4 km da schio ci sono già le frecce che indicano appunto arrivare nella zona area piscine di schio. Quest'area appunto diciamo che come l'anno scorso si addice molto bene al parcheggi, e anche qua troveremo appunto dei parcheggi destinati per le aree team, per i vigili del fuoco, visto che è anche un campionato italiano vigili del fuoco, per il pubblico e anche per, diciamo, gli organizzatori. E poi vi apprestate a riceverli anche la sera prima, perché mi pare che arrivano già i camper prima. Anche questa è una festa, voglio dire, è vero o no? Si parcheggiano là, stanno là la notte. Sì, quest'area appunto è anche attrezzata per i camper, eventualmente in immediate vicinanze c'è anche il rifornimento idrico e via dicendo, corrente, tutto quanto, perciò anche chi vogliono alloggiare quel camper la sera possono già trovarsi il posto in modo molto accogliente. Ma dimmi, ma te sembrano cazzate queste cose? No, però il popolo dei camperisti è un popolo di No, ciclocrossisti. è proprio il carrozzone che si muove autonomamente. Prima lui ha fatto una considerazione. Allora, tu vai anche a Giro Italia, tante volte siamo andati anche a fare della cronaca, vedi tutta una struttura molto importante, imponente, tutta quanta molto formale, no? Sì, dove non ci si può avvicinare se non hai 40 passi. Guarda, il ciclocross c'è una struttura uguale perché i camper si mettono senza nessuno con la paletta, è più, diciamo così, familiare, ma anche di scelta. Uno sceglie di mettersi là e non cerca di nuocere a quello che è vicino. Certamente. Cioè, io ho visto di quelle scene che non c'è problema, voglio dire, non è che c'è la sopraffazione, io arrivo, voglio essere, sai, è successo, no? I Giri d'Italia, c'ho il pass, voglio... Il ciclocross è molto più tutto soft. No, è molto più soft, è tutto, non c'è neanche paragone. Ti posso fare una domanda indiscreta? Io ce l'ho qua. Non si parla mai degli altri, però voglio parlare di Malacarne, che per me è stato qualcosa che
L'Italia si è privata, secondo me, e qua la federazione deve farsi un mea culpa. Io avessi delle idee su Morena Marchetti, per esempio, in lui la federazione, io vorrei investire su di lui, e poi dopo, quando so che ho investito sul personaggio giusto, cerco dei partner commerciali di poterlo anche sussistere a livello economico quando diventerà la promessa mantenuta, no? E così è nel ciclocross, ma la Carne era un fenomeno. Sì, era campione del mondo. Mi pare un po' anonimo adesso. Ma è una scelta, lui ha preferito... Mi piacerebbe tanto intervistarlo. E lo invitiamo qua perché magari ci guarda anche. Ha preferito la carriera su strada, adesso sinceramente non ho più seguito molto Tu lo vedevi bene come ciclocrossista? Sì, anche come stradista non era male, cioè, adesso non so perché sinceramente non seguo più il ciclismo su strada. Cioè tu hai proprio chiuso una serratura, basta? Sì, quasi proprio ho fatto una bella... Chiuso? Basta. Beh, no, noi preferiamo sempre raccontarlo, specie a livello giovanile. Sì, no, ma per carità, non è vero. È sempre bello, lo guardo per TV qualcosa, lo guardo, però non seguo più così assiduamente l'ambiente. Hai fatto una scelta di campo, come mai succedono queste cose, Ilenia? Non so, devi chiederlo a lui. No, ma ti dico così, se uno deve scrivere un pezzo, cioè l'amore sconsolato, non so, il tradimento. No, ma secondo me non è proprio una scelta, cioè anche a me, io seguo per lavoro, devo seguire tutte le discipline del ciclismo. Però tu scrivi più volentieri forse per... Ma è ovvio, ci sono dei pezzi che faccio in 5 minuti, dei pezzi che ci metto 8 ore perché non mi viene niente, perché se non mi piace, ci sono delle discipline che non mi piacciono, se non mi piacciono non mi piacciono. Ma guarda che non dici una fesseria, il problema, sai cos'è che vorrei che tanto, poi dopo tu mi dici che trasmigrare questo tipo di discorso che non è assolutamente stupido né faceto, vero? Perché se una cosa ti piace la fai con passione, certo. Se la fai con passione può diventare anche un lavoro, certo. E se fai un lavoro con passione vuol dire che tu veramente hai esaudito il desiderio di ognuno di noi. Quando uno dice faccio il lavoro che mi piace, che poi dopo non diventa più un lavoro, è così che dovremmo insegnare ai nostri figli, e poi dopo pretendere dallo Stato, dal governo, che tuteli coloro che hanno il piacere di fare qualcosa con passione. È vero o non è vero? Certamente, ti riesce sempre meglio, sì. È la cosa sempre più bella. Invece abbiamo l'ispirazione di tutti quanti. Abbiamo 4 cecati al governo, allo Stato, che non capiscono niente, parlano di cose nuove rifatte sulle cose vecchie. A me mi imbarazza tanto essere in questo stato di cose, no? Perché diamo poche opportunità ai nostri giovani, e quindi non possiamo sempre mutuare noi, perché poi dopo sì, ci vedono in tutta Italia, bisogna vedere in quanti pure ci vedono, ma poi non è che possiamo fare la cultura perché siamo arroganti, però cerchiamo di dire le cose come stanno, e ai nostri figli vorremmo dargli qualcosa in più, non soltanto i video, il poker o diciamo così le cazzate. È bello questo rapporto con la terra, no? Io con Mauro Corona tante volte abbiamo parlato, abbiamo perso il rapporto con la ruralità. Che è quello che diciamo. I bambini non toccano la neve perché le mamme dicono non toccare la neve, non è merda, è neve. C'è il rapporto con la terra, è terra. No, è quello che su ciclismo su strada viaggiano troppo alti, secondo me. Ma questo è sbagliato, perché poi dopo ci si rende antipatici come nel calcio. Il calcio si sta rendendo antipatico, perché io quando vedo sti giocatori con le cuffie che si estraniano dal mondo, ma dal mondo prendono i grani, tanti quei calci in culo che non lo so. E sono gli idoli dei bambini? Sono gli idoli dei bambini, ma siamo noi che dobbiamo cercare, è vero o no? Sono gli idoli dei bambini. Vedere Balotelli con le cuffie, che quando un cronista arriva, che quel cronista mangia, per farti la domanda a te, tu che guadagni 15 milioni di euro al giorno, manco lo caghi, se voglio dire, ma è questa educazione? Un po' di rispetto. Un po' di rispetto. È vero. Abbiamo altre gare da mandare in onda? Sì, abbiamo gli Elite Under, gli amatori fascia 1. Ultima gara di giornata, qui abbiamo gli Open, quindi vale a dire Pacagnella, Fruet e non soltanto. Casanova che è un bel rientro. Tabacchi, Nadir Coledani, un bel lotto di partenti oggi anche qua. Veramente Raffaele Visinelli. Che io dico continuo, per me ha preso qualche chilo, dovrebbe dimagrire un po'. Ma Raffaele non so quanti anni ancora correrà, adesso lo prende. Cipriano Gottardi, il nostro Martino Fruet in maglia di leader. Mitico Fruet. Quindi sarà lotta oggi, non fra Cipriano Gottardi, fra Martino Fruet, Thomas Pacagnella e Mirko Tabacchi, che sono i primi nomi che mi balzano all'occhio, e sarà quella, penso, la lotta anche
poi per la classifica generale. Ricordiamo che Mirko Tabacchi è un cliente veramente indigesto. Esatto, campione italiano di cross country nella mountain bike, terzo ai campionati italiani di ciclocross, quindi veramente un ragazzo molto talentuoso. Ne parte anche la fascia 1 con Carmine Del Riccio, sempre più leader anche lui. Non lo nominiamo oggi. Non lo nominiamo oggi, andiamo a vedere la gara davanti degli Open con Paccagnella, Tabacchi e Fruet. Più dietro Casanova, molto pimpante questo ragazzo, ricordiamolo che è un under al primo anno, sta andando veramente molto forte. Nadir Coledani subito dietro, anche qui ci si gioca il campionato veneto, quindi una maglia che per questi ragazzi direi che è comunque una maglia ambita. Fammi esprimere veramente queste immagini, a me piacciono tantissimo perché sono delle clip che poi si useranno chiaramente nel best of. Sicuramente stiamo attendendo questi best of di Argesi, li vedremo con una musica molto accattivante scelta dalla sottoscritta. Detto questo, Mirko Tabacchi cerca di staccare subito Thomas Paccagnella. Martino Fruet oggi non è giornata, lo vediamo scuotere la testa già dal primo giro, però Martino, anche se scuoti la testa devi pedalare lo stesso. Casanova lo vediamo che cerca di attaccare Nadir Coledani, quindi veramente una prova molto buona di questo ragazzo che nell'ombra sta crescendo. Raffaele Visinelli lo vediamo un po' più indietro rispetto a tutti gli altri, si attesta attorno alla quinta-sesta posizione assoluta. Carmine Del Riccio, sei simpatica come la rucola per un grazie, ma lo so. Carmine Del Riccio nel frattempo è lì davanti. Tabota che lui tranquillo, guarda i suoi atleti e poi viene a correre lì in seconda posizione. Modelli da esportare. I modelli nostri da esportare, esatto. Poi abbiamo Perin e Caldart che sono tutti gli altri master che stanno un po' diciamo rincorrendo Del Riccio. Thomas Paccagnella lo vediamo lì, sta cercando di rompere le danze. Martino Fruet e sta recuperando tantissimo, una gara splendida. Una gara splendida, lui che sta andando veramente molto bene. Casanova sta facendo anche lui un'ottima gara, questo ragazzo del Bianchin Nordwave, che ricordo è al primo anno della categoria, sta andando veramente molto forte. Carmine Del Riccio nel frattempo, lui va tranquillo per la sua strada, lo nominiamo poco oggi perché voglio nominare questa bellissima gara di Tabotta che insomma è stato uno dei grandi di questo ciclocross. Io non so se lui ascolta le nostre preghiere per la sua presenza, però veramente noi siamo troppo contenti. Beh, sì, quello sicuramente, quando vediamo di queste figure siamo molto contenti. Perin nel frattempo con Caldart si giocano il terzo posto e anche qua è lotta perché ragazzi c'è una maglia in palio anche per le categorie amatoriali, anzi ce n'è più di una, mentre Tabacchi niente, sta cercando di lasciare tutti gli altri. Guarda questi quadretti. Bellissime, bellissime queste immagini proprio da... E Alessandro Bigliani lo salutiamo, mancava solo lui inquadrato, l'anima anche di questo trofeo. Le foto le trovate già dalla sera su Treviso Mountain Bike, un servizio che non fanno tutti, quello di avere le fotografie gratuite, perché poi si possono anche scaricare, uno se le può anche stampare, quindi grazie Alessandro per il lavoro che fai. Abbiamo visto Casanova che ha staccato Nadir Coledani, quindi questa lotta interna anche tra gli under 23, sia per la maglia di leader che per il trofeo Triveneto, che per il campionato regionale. Tabotta, lui è lì in seconda posizione con Caldart e Perin che cercano di agguantare il podio tra i fascia 1. Si stanno serrando i tempi, oramai siamo quasi alle fasi conclusive di questa gara che conclude la giornata di Godega di Sant'Urbano. Insomma, abbiamo detto Veloce Club Orsago tra gli organizzatori, una gara che comunque è stata non soltanto ben organizzata ma anche ben giocata dagli atleti. Abbiamo visto col numero 60, per me quello è un fenomeno quest'anno, si tratta di Perin Simone, ma sta andando veramente forte. Sai, sono poi magari nuovi che arrivano magari da Ludace, eccetera. Salutiamo anche Luciano Rosolen che ci guarda sempre. Le vediamo anche queste ultime tornate. Che lui è un costruttore, se non sbaglio. No, Luciano Rosolen lavora per Sky. Ah, ho capito. Vediamo appunto Tabacchi e Paccagnella che stanno cercando di andare via su Fruet. Per la concorrenza? Con la concorrenza, esatto. Ma non fa il giornalista, fa il venditore. Mentre Del Riccio è sempre più leader della sua categoria e andiamo a vedere cosa succederà, perché purtroppo, come ho detto, questo fango può essere anche un po' nemico, no? Quindi Casanova lui è tranquillo, lì tra gli under 23, leggero con Nadir Coledani che lo sta inseguendo, quindi in questo momento è lui lì degli under 23. Ripeto, questo fango può giocare di brutti scherzi e ne farà veramente le spese Thomas Paccagnella in questa gara, veramente molto molto sfortunato, romperà il forcellino del cambio e quindi dovrà farsi mezzo giro a piedi. Quindi, tanto vediamo sempre Tabotta mentre che vediamo è leggero anche come una Tabotta, libellula. esatto, anche lui, insomma la classe con gli anni
uno non la perde, magari perde l'allenamento, ma uno che sa andare in bici è un crossista nato, resterà un crossista nato anche se non va in bici da 10 anni. Un confortevole Perin, perché insomma... Perin, poi vediamo via via tutti gli altri master. Questo lo conosco. Anch'io lo conosco, questo qui, ci divido la casa. Eccolo qua, Thomas Pacagnella, sfortunatissimo oggi, ma veramente... Era arrivato oramai un passo, comunque... Paca, hai fatto una gara enorme e vedrai che la fortuna gira, io sono dell'idea che la fortuna gira sempre per tutti, quindi... Una cosa che non hai detto, noi non ci perdiamo niente nelle gare. Bravo Nicola, perché avevo paura avessi perso questa cosa, invece l'hai beccata. Martino Fruet ovviamente ne approfitta perché dice aspetta che Paca corre a piedi, io vado in bicicletta, vado più forte. Abbiamo Nadir Coledani che appunto in questo momento è il secondo degli Under 23, Tabotta appunto secondo della fascia 1 e questo Perin che è il terzo in questo momento della fascia 1. Lo vediamo in questo momento arrivare, penso sia l'arrivo finale, anzi no, è ancora l'ultimo giro, quindi Mirko Tabacchi sempre più davanti, ormai sente la vittoria in pugno, bel rientro che per Tabacchi dopo un periodo di riposo perché ha fatto una stagione veramente molto molto impegnativa nel mountain bike. Del Riccio va via tranquillamente. Ha una potenza esagerata, qua vediamo ancora Thomas negli ultimi tempi. Con Giacomo che lo incita, ma Thomas veramente mi è piaciuto oggi in questa gara perché non è facile, sai fare mezzo giro a piedi, non è facile e non ha un mollato. altro avrebbe mollato. Un altro avrebbe mollato, mentre vediamo Mirko Tabacchi all'arrivo vittorioso, ovviamente Pacagnella non riuscirà a colmare il gap della rottura. Guarda l'arrivo, pare quasi che si scusi, soltanto nel ciclocross, scusate. Esatto, e Martino è così, Martino è un signore e poi ha ammesso poi anche che senza l'inconveniente Pacagnella avrebbe fatto sicuramente secondo, anzi si sarebbe giocato forse la vittoria con Tabacchi. Thomas bravo, incommiabile, nonostante mezzo giro a piedi, niente, più di così non poteva fare, però il suo è la maglia di campione veneto, quindi bravissimo. È il terzo in questo momento. Andiamo a vedere poi Simone Casanova, bravissimo oggi, quindi Simone Casanova che è il primo degli Under 23 e vince il campionato veneto su Nadir Coledani, un altro podio che fa bene al morale per Nadir Coledani, mentre il terzo under lo vado a nominare, non lo vedremo, è Simone De Bona. Questo Raffaele Visinelli che sarà il quarto degli Elite, mentre eccolo qua Carmine Del Riccio che andrà a vincere nettamente la sua categoria su Tabotta e Perin con Caldart quarto, quindi questa è la situazione di questa gara di Orsago. Io continuo a dire che Perin ha fatto qualcosa di straordinario, quindi adesso vediamo un ritornato dall'ospedale proprio Tommaso Dalla Valle, il quale non è successo niente, vogliamo dirlo, un po' di relax anche per me, un saluto anche a Sport City, e insomma anche la figlia di Bolgan che è presente qua, e poi dopo la cosa bella del ciclocross. Che si mangia, ma torno la settimana prossima, ma questa volta li ho persi i panini, quindi mi raccomando. Questa è la forza della famiglia, no? Esatto, diciamo. La settimana prossima lo voglio perché me l'hanno promesso. E quindi Gruppo Sportivo del Ponte, di buon augurio per il giorno 8 di dicembre. E insomma, buon appetito GS Mosole, tutti mangiano. E via che bello, via con le interviste. Pacagnella, se non ci fosse stato nessun incidente avresti fatto la gara della stagione. Il bello e il brutto del ciclocross, questo è stato il brutto. Oggi dai, non ci avevo creduto all'inizio, ma poi avevo trovato un buon colpo di pedale per rientrare su Mirko. Poi saremmo giocata, nulla era vinto e nulla era perduto. Poi vabbè dai, ho fatto una corsa campestre per allenarmi per le prossime gare più fangose. Bene, Fruet, io ti incitavo, tu dall'inizio hai detto non va la gamba, però poi hai recuperato. Ma no, non è vero, alla fine sono passato terzo al primo giro e poi mi ha regalato il secondo Pacagnella. In realtà dopo il primo giro ho capito come andava, i primi andavano forte, ho detto iniziamo subito a gestire il terzo posto. E poi mi ha fatto un regalo lui che, dai, era un po' a credito con questo posto, l'anno scorso ero in testa, ho rotto la sella, quest'anno ho guadagnato un posto perché ha rotto lui, perciò va bene così. Cioè oggi l'unica cosa che potevo fare era terzo e ho difeso il terzo fino a quando mi ha fatto un regalo Thomas. Mirko, tu sei un grande biker, però col ciclocross ti difendi benissimo. Sì, è andata bene, una bella gamba, sto bene, voglio ogni gara, sono pronto a dimostrarlo. Oggi mi piaceva il percorso, bellissima gara. Molto tecnica, c'era un po' di tutto da spingere, da guidare, un po' di tutto e niente, sono stato davanti dall'inizio e è andata bene. Simone, bella vittoria e maglia proprio qui. Sì, sono contento perché una settimana un po' le gambe non giravano bene, oggi è andata bene, quindi sono contento. La dedichi a qualcuno? A tutta la squadra, ai miei genitori che mi portano sempre in giro e tutti i fan.
Carmine, con te non commentiamo più le vittorie perché oramai quella non è più una notizia, invece un commento tecnico. Erano 2 anni che non venivo qui, è cambiato un po', però bellissimo come sempre, molto più veloce rispetto a quello di 2 anni fa, 3 anni fa quando l'ho fatto l'ultima volta. L'organizzazione è sempre grande organizzazione del Triveneto, infatti sarà un po' per la vicinanza da Bolzano per fare queste gare, però lo trovo una palestra perfetta. Anche quest'anno, visto stiamo preparando i mondiali che ci saranno in Svizzera il prossimo 5 di gennaio e quindi per come ci si mette adesso va più che bene. It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. Think cause you are so very. Think it's the color of passion. Abbiamo visto la sfortuna di Pacagnella, però Sto guardando, non sto facendo smoking. La stessa sfortuna che ha avuto Enrico in simbiosi. Lui era al Giro d'Italia e Paca era... Quando ti capita queste cose qua, insomma, te brucia un po', Gira un po', sì, perché comunque adesso non so quando sia capitato. Paca ha fatto un giro a piedi con la bici con il cambio rotto. No, a me mancava un giro e mezzo, avevo appena passato il box, per cui mi sono ritirato. Diciamo che tu come sfiga non mi ha fatto mancare niente, poi negli allenamenti importanti... No, infatti a me per me non conta. Oramai è normale, Cosa speri in questi mondiali? Beh, io spero di fare una buona prova, entro i 10, guarda, quello è l'obiettivo. Te la senti? Non voglio dire di più perché sarebbe sparare troppo altro attualmente. Io voglio dire ai nostri telespettatori, ai ragazzini junior, allievi junior e under 23, prendete esempio da questo ragazzo che ha fatto una scelta, scegliere, no? Poi un giorno guarda, ti porto qua una psicoterapeuta e ti faccio capire cos'è la scelta. Ok. Va bene? Certo. E intanto a Schio, torniamo a Schio. Schio, avete anche Poleo a Schio. Io sono un amante anch'io. Io sono un amante nel senso che a me piace un po' tutto, so che c'è qualcosa di straordinario che capita, vero? Oddio, tu sei Schio, vabbè, non voglio dire straordinario nel senso che mi pare che ci sono delle apparizioni del 1985. Sì, ci sono queste apparizioni. Sì, ho capito che te ne frega, sei diciamo, scomodo, ne parliamo bianco. Ci sono le apparizioni, no? Ne parliamo bianco e nero. Abbiamo già fatto bianco una puntata nero, una però volta. sta di fatto che arriva una marea di gente. Quello sì, c'è diversa affluenza di quindi un'economia nell'economia che gira intorno anche a quello. Sicuramente. Vabbè, voglio dire, poi c'è gente che ci crede, non vedo niente di male. Esatto, lasciamo pure. Tolto questo, a che ora partiamo? A che ora partiamo? Tutte vogliamo sapere tutto. Sì, allora, questa quinto ciclocross Città di Schio, che è anche nono campionato italiano Vigili del Fuoco, e in memoria di Thomas Casarotto, che ragazzo che è scomparso. Purtroppo sempre che aveva il discorso. Allora gli orari sono alle 9 al ritrovo, alle 10:15 la riunione tecnica e si parte alle 11 qui G6. Ecco, volevo sottolineare questo G6 è appunto che c'è il memorial al termine della gara, c'è la premiazione delle squadre
con un maggior numero di partecipanti, e questo memoria viene affidato proprio a loro. Bene. Ecco, vogliamo appunto premiare i giovanissimi perché sia un incentivo appunto per partecipare a queste bellissime gare di ciclocross. Seguirà poi gli esordienti, 11:30, allievi e la fascia juniores, fascia 2, fascia 1, e per terminare alle 14. Alle 14 termina tutto? Con quella categoria elite e fascia 1. Quindi alle 3. Alle premiazioni sono le 15:45 e 16, premiazioni generali per tutti quanti. Mi pare che ci sia qualcosa con i Vigili del Fuoco che fate. Sì, con i Vigili del Fuoco abbiamo allestito anche un percorso ludico per bambini che si chiama Pompieropoli. Abbiamo già stiamo distribuendo dei volantini su tutte le scuole dell'Alto Vicentino, delle scuole elementari logicamente, appunto per valorizzare anche questo aspetto diciamo, pompieristico, visto che è un campionato italiano, Vigili del Fuoco, che appunto questi bambini per un giorno possono fare attività pompieristica, diciamo. Inoltre, sempre per valorizzare anche il territorio, abbiamo pensato di far intervenire delle ditte locali con i loro prodotti locali. Saranno circa una ventina, che dopo eventualmente il nostro collega Silvio. A proposito di pompieri, mi viene in mente che un giorno, e questo lo voglio raccontare, perché un uccellino è andato dentro sai, le grondaie, e non riusciva più chiaramente a prendere il volo. Non si sapeva chi chiamare, era una casa di estranei, poi bisognava avere la scala, ho chiamato i pompieri. E con grande soddisfazione, ma te lo dico con grande soddisfazione per dare la cifra della sensibilità di questo corpo, che ha detto guarda che noi veniamo, perché è giusto che veniamo, perché comunque è il nostro mestiere venire anche a soccorrere gli uccellini, pensando quanti figli di buona donna ammazzano cani, gatti e abbandonano, e questi qua rischiano la vita pure per un uccellino. Ma pensa com'è strana la vita, ma pensa com'è strana la vita. E questi qua lo hanno fatto, mi ricordo, eravamo sul Poggiuolo, io e la mia dolce moglie Alessandra, che guardavamo questi ragazzi che si prodigavano nello smontaggio di questa grondaia e poi liberando di fatto l'uccellino. Io credo che questa sia una storia bellissima da insegnare come quasi la fiaba di Babbo Natale ai nostri figli, ma fiaba non è. Sì, io dico appunto che il lavoro del Vigile del Fuoco è una missione che ti porta a fare qualsiasi tipo di soccorso, purché sia in aiuto alla popolazione, agli animali, alle cose, ai beni, tutto quanto, e lo fai veramente col cuore. Adesso gli amici italiani diranno che cacchio di trasmissione è questa, non abbiamo capito se si parlava di ciclismo, di pompieri, della Madonna, eccetera, perché è bello. Così ci guardano anche Quindi la settimana io adesso prossima. la conclusione te la lascio a te con tranquillità, salutami questi ospiti stupendi, fai tutto tu. Salutiamo Enrico e lo ringraziamo di essere stato Edoardo qui. e Silvio. Edoardo e Silvio, ci vediamo domenica, quindi l'appuntamento, insomma, tutti a Schio, io direi non mancate, perché c'è veramente da lustrare gli occhi, vero? Tabotta ti vogliamo fruete tutti, Esatto, tutti, assolutamente. se mangia anche Schio? Cipriano Gottardi. Si mangia. E si mangia anche. Si mangia. Quindi appuntamento la settimana prossima, e siamo un covo di matti, però almeno ridete un'oretta, che non fa mai male. Ciao a tutti! Ciao. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.